Prima di partire per Roma, dove sarebbe salito al soglio pontificio, il cardinale Giuseppe Sarto aveva promesso alla sua terra: o vivo o morto, tornerò. E quella promessa, fatta al Veneto, a Venezia e alla sua Riese, sta per essere mantenuta. Dal 6 al 15 di ottobre sarà celebrata la Peregrinatio Corporis, che porterà appunto le spoglie mortali di Papa Pio X nel luogo che gli ha dato i natali e che oggi porta il suo nome. Domenica intanto si ricorderà l'anniversario della morte di Papa Sarto, avvenuta 109 anni fa. E il giorno dopo, a Riese, ci sarà una solenne processione che si innesta nelle celebrazioni fra ristrutturazioni di casa natale e museo, piste ciclabili e un tour virtuale. La macchina organizzativa è pronta e ha il motore ben caldo e fioccano già le prenotazioni, tanto che i promotori delle iniziative si aspettano la presenza di centinaia di migliaia di pellegrini. Un evento che porterà un sicuro indotto anche nelle zone limitrofe da Bassano a Cittadella, da Castelfranco a Possagno. La Peregrinatio di ottobre sarà comunque preceduta da un programma di eventi religiosi e culturali che saranno pianificati dalla Fondazione Giuseppe Sarto con la Diocesi di Treviso, il Comune di Riese Pio X e altri enti. Il 21 agosto, giorno di San Pio X, a Riese si terrà la classica, la tradizionale processione a lui dedicata, con la messa tenuta quest'anno da Monsignor Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza, e sarà una sorta di inizio del calendario di eventi che porterà alla Peregrinatio del Corpo di Pio X dal 6 al 15 ottobre qui in provincia di Treviso e soprattutto a Riese dal 7 al 15 ottobre. Un evento al quale ci stiamo preparando da molti anni e che vedrà da qui appunto a ottobre molti eventi propedeutici a questo momento storico, un momento per noi di festa al quale vi invitiamo.